È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'uomo alla guida dell'auto che ha tamponato una vettura incolonnata nel tratto catanzarese della A2. Si tratta di un 35enne marocchino risultato positivo all'alcol test. Nell'impatto una donna di 67 anni ha perso la vita. Le auto erano in coda per un altro incidente avvenuto tra Altilia e San Mango d'Aquino in cui ha perso la vita il conducente di un bus. 6.000 calabresi in piazza San Pietro a Roma per la proclamazione di Sant'Angelo da Acri. L'annuncio atteso da circa 200 anni. La città della Sila si prepara ai festeggiamenti. Maxi evasione fiscale sul Tirrene. Quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Cosenza, alcune strutture alberghiere non avrebbero pagato imposte per 1 milione di euro. Porto di Gioia Tauro e zona economica speciale al centro dell'avvertenza della CGIL che chiede l'intervento della Regione. Continua l'ascesa del rende, il pari a Bisceglie e premi e biancorossi, la regina ritrova a Bianchimano il successo, il Catanzaro di Dionigi perde all'esordio, il Cosenza riposa e inizia una settimana decisiva per il rilancio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la cronaca in apertura: è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'uomo alla guida dell'auto che ha tamponato una vettura incolonnata nel tratto catanzarese della A2. Si tratta di un 35enne marocchino risultato positivo all'alcol test. Nell'impatto una donna di 67 anni ha perso la vita. Le auto erano in coda per un altro incidente avvenuto tra Altilia e San Mango d'Aquino in cui ha perso la vita il conducente di un autobus. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo che nel tratto catanzarese dell'autostrada del Mediterraneo ha violentemente tamponato l'auto che la precedeva, provocando la morte di una donna di 67 anni, Rita Ramondino, di Vibo Valentia. Una serata da incubo, quella di ieri sulla A2, per un doppio incidente è costato la vita a 2 persone. 300 metri più avanti dal tratto in cui ha perso la vita la donna, un bus era andato a finire contro il guardrail. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere, non ce l'ha fatta. Proprio per quell'incidente le auto erano in coda, il traffico rallentato. La 67enne era in una di quelle auto incolonnate quando il mezzo è stato investito da un'altra vettura sopraggiunta a forte velocità. L'uomo alla guida, un 35enne residente in Marocco, secondo quanto accertato dagli inquirenti, era sotto l'effetto dell'alcol. Quando è scattato l'allarme per il doppio incidente avvenuto nel tratto del Catanzarese, la polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi del caso, notando che l'uomo mostrava segni di uno stato di alterazione psicofisico. I ripetuti controlli hanno permesso di accertare l'alta presenza di alcol nel corpo dell'automobilista e l'elevata velocità al momento dell'incidente. Già in passato il 35enne era stato coinvolto in incidenti stradali per la sua guida e per l'assunzione di alcol. Oltre alla morte della donna, l'uomo ha anche provocato il ferimento delle altre persone presenti nella macchina che ha tamponato. Adesso dunque dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. La notte, le lamiere contorte, l'autostrada bloccata, le immagini drammatiche girate da un nostro telespettatore con il telefonino. Si vede bene l'autobus fermo, incastrato tra le lamiere. L'ultima corsa per Raffaele Bresci, 59 anni, autista ricoverato che stava rientrando a Cosenza. Era da solo a bordo. Il bus di Torini e Federico era vuoto. L'incidente è sulla 2 autostrada del Mediterraneo in direzione sud, tra gli svincoli di Altilia e San Mango d'Aquino. Il mezzo, per causa ancora in corso d'accertamento, avrebbe virato prima a destra e poi a sinistra e sarebbe finito contro il guardrail. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo che è morto sul colpo. L'impatto violento e il buio hanno causato disagi alla viabilità e alcuni tamponamenti a catena. I rilievi sono condotti dagli agenti della Polizia Stradale di Lamezia Terme che avranno il compito di ricostruire quanto è accaduto. Un malore dell'autista? Una distrazione? Di certo non era la prima volta che il 59enne percorreva quel tratto di strada, lo stesso rettilineo di sempre che ieri è stato fatale. Lasciamo per il momento la cronaca. Tanti calabresi che ieri in piazza San Pietro hanno assistito alla canonizzazione di Sant'Angelo d'Acri. Intanto nella città della Sila al via i festeggiamenti. Ad honorem Sancte et individue Trinitatis, Beatus Andream de Soveral et Angelum Abacrio. Sanctus esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devotione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Il santo è un uomo umile che vive l'esperienza della propria fragilità
Il santo è l'uomo della speranza, egli più di ogni cosa prega perché Cristo venga, tesse continuamente la strada fra Cristo e l'uomo e, come ha detto Papa Benedetto XVI alcuni anni fa, la santità è accettare di essere amati da Dio. È iniziata ieri in piazza San Pietro a Roma una vera e propria settimana di festa per Acri, ma anche per l'intera Calabria. La proclamazione del beato Angelo d'Acri tra i nuovi santi inorgoglisce la nostra regione. Papa Francesco ha innalzato agli altari il beato nato ad Acri sotto il nome di Luca Antonio Falcone il 19 ottobre del 1669. Ed ora è assieme agli altri santi calabresi. Alla cerimonia davanti la Basilica Papale in una giornata calda autunnale erano presenti tantissimi fedeli provenienti da ogni parte della regione, ma non solo, anche autorità civili e politiche del territorio. Il miracolo che ne ha permesso la canonizzazione risale al 2010, quando un ragazzo, che allora aveva 17 anni, dopo un incidente si è schiantato contro un palo della luce ed è entrato in coma, per poi risvegliarsi in maniera repentina dopo che tutta la comunità che lo vegliava aveva portato accanto al suo letto di ospedale una reliquia del beato. Svolse il suo ministero soprattutto nell'ambito della predicazione. Predicò quaresimali, esercizi spirituali e missioni popolari in quasi tutta l'Italia meridionale e specialmente nella sua regione di origine, al punto da essere chiamato dai contemporanei l'Apostolo delle Calabrie. Porto di Gioia Tauro e ZES al centro dell'avvertenza della CGIL che chiede l'intervento della Regione. Duro attacco della Filt CGIL sui ritardi della politica, in particolare con la Regione Calabria e il suo presidente Mario Oliverio, nello sviluppo dei nuovi lavori al porto di Gioia Tauro che dovrebbero prendere forma già da tempo. Si parla ad esempio del bacino di carenaggio e del nuovo snodo ferroviario. Il messaggio diretto e senza fronzoli arriva da Nino Costantino e Mimmo Laganà, rispettivamente segretario regionale e comprensoriale, che nei mesi passati sono stati assunti impegni importanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, scrivono in una nota i due sindacalisti, anche con una precisa programmazione temporale degli interventi, ma annunciano i due dirigenti sindacali siamo già in una fase di preoccupante ritardo. L'unica cosa sino adesso mantenuta e dopo il primo bando è andato deserto l'avvio dei lavori per il gateway ferroviario, su cui esprimiamo soddisfazione, ma anche sul gateway è necessario dire che garantirà solo una parte non rilevante di rioccupazione dei lavoratori ex MCT. Cosa sta ostacolando l'avvio dei lavori? Qual è il vero problema? Perché i 40 milioni di euro non sono ancora arrivati all'autorità portuale? Perché la delibera della Regione Calabria è rimasta solo una dichiarazione di intenti? Ci sono problemi che non conosciamo? Perché i consiglieri regionali di centro-sinistra e centro-destra non chiedono la convocazione di un consiglio regionale per discutere di queste cose che possono avviare un minimo di sviluppo della regione? Il presidente della regione, Mario Oliverio, vuole dare queste risposte? I due sindacalisti aggiungono ancora un'altra domanda. Ci vuole anche dire, per esempio, oggi ad oltre un anno di distanza, perché non è stato conseguenziale rispetto alle sue dichiarazioni di guerra quando la LCV ha deciso di investire solo in Puglia? Se Oliverio, concludono i due sindacalisti, continua a non dare risposte concrete, si assume una grave responsabilità. Torniamo adesso alla cronaca con i nostri 100 secondi. L'Ocri ricorda Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria ucciso 12 anni fa a Palazzo Nieddu. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Setti ha detto non disperderemo mai la memoria delle vittime, mentre il vescovo Oliva ha sottolineato il suo barbaro assassino ha segnato una stagione di violenza, ma la sua morte ha risvegliato il bisogno di riconciliazione e pace. Sventati 2 furti e denunciati 2 parcheggiatori abusivi, il risultato dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Cosenza nell'ultimo fine settimana, controllati tra l'altro 109 autovetture e 84 persone. Oltre 1 milione di euro di imposte locali evase da parte di alberghi e strutture ricettive nella fascia costiera dell'Alto Tirreno è stato scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale di Cosenza. Dai controlli effettuati nei confronti di 36 attività imprenditoriali e società operanti in vari comuni della provincia di Cosenza è emerso il mancato versamento di IMU dal 2012 al 2016.
Stavano manomettendo 2 sportelli bancomat per impossessarsi del denaro. Beccati in flagranza di reato 3 uomini di etnia rumena dai carabinieri a Bova Marina e a Condofuri. I fermati sono ritenuti autori di numerose altre azioni criminali analoghe poste in essere in tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria. 2 agenti di polizia sono stati aggrediti alla stazione ferroviaria di Briatico da 2 cittadini stranieri che stavano tentando di salire su un treno senza biglietto. È stato il controllore del convoglio ad avvertire la questura della presenza dei 2 stranieri che avevano iniziato a dare in escandescenza all'arrivo degli agenti. La situazione è degenerata. I poliziotti sono stati colpiti con calci e pugni prima di riuscire a bloccare uno dei 2 extracomunitari di origine africana, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. I poliziotti hanno riportato varie contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Scongiurata la chiusura del centro dialisi a Taurianova. Il centro dialisi di Taurianova, dopo mesi turbolenti caratterizzati da tante difficoltà che hanno interessato le dinamiche di gestione della struttura, prova a voltare pagina e a ripartire con rinnovato vigore. La manifestazione che si è svolta nell'aula del Consiglio Comunale di Taurianova ne è stato un esempio. Allontanati i fantasmi di paventate e presunte chiusure, il centro ha celebrato il 30° anniversario della sua nascita. Il centro taurianovese, riconosciuto come reparto di eccellenza ed esempio positivo nel controverso mondo sanitario calabrese, svolge un ruolo di rilievo nel territorio della piana di Gioia Tauro e non solo, offrendo assistenza specialistica ai cittadini colpiti dalle malattie renali. L'incontro è stato utile per riavvolgere il nastro dei ricordi delle tante esperienze che si sono vissute nel reparto taurianovese, per ricostruire tutta la storia del centro dialisi, ma soprattutto per delineare il quadro di prospettive future da mettere in atto per soddisfare le aspettative che la popolazione locale ripone nella tutela e nella salvaguardia del diritto alla salute. Molte le personalità del panorama medico, politico e della Chiesa, che hanno offerto una serie di spunti di riflessione sull'unità operativa che rappresenta un'eccellenza nonostante le carenze e i dubbi che attanagliano la sanità reggina. I sistemi territoriali sono la vera forza di un sistema sanitario moderno ed efficiente e noi purtroppo le pecche maggiori le abbiamo proprio nei sistemi territoriali, perché negli anni non si è fatta programmazione, non si è fatta ristrutturazione dei servizi, non si è fatta riorganizzazione e questo ci ha prodotto anche da una parte una sofferenza e dall'altra parte anche un imbuto all'interno delle attività ospedaliere, perché non trovando attività territoriale spesse volte ci si rivolge agli ospedali anche impropriamente. Il Comune di Cosenza ha presentato un nuovo progetto per raggruppare in un unico brand le espressioni culturali della città. Si chiama Cosenza Cultura, il progetto messo in campo dall'amministrazione comunale con l'intento di raggruppare sotto un unico brand tutte le espressioni culturali cittadine. Cosenza Cultura è la dimostrazione che la cultura è corale, quindi in una città che ha il pregio di avere tantissimi luoghi dove si fa cultura e grazie a Dio una cittadinanza estremamente recettiva e delle associazioni eccetera estremamente propositive. Quindi l'idea è di dire facciamo una sorta di regia unica, coordiniamoci, facciamo sì che ciascuno può dare rilevanza alle offerte anche dell'altro per creare appunto questa sinergia. Il tutto si poi estrinseca in quello che sarà il brand che andremo a proporre, e cioè Cosenza Cultura, rappresentato dai pedali del pianoforte e dal terzo pedale, che è quello inventato da Alfonso Rendano, che diventa una marcia in più, che è il claim della città. La marcia in più credo che sia proprio questa estrema propositività da parte della città. Il primo passo di questo cammino e di questo modulo organizzativo è quello di mettere insieme tutta l'offerta che c'è in città per rendere fruibile non solo ai nostri cittadini, ma anche all'intera Calabria e ai turisti che decidono di venire a trascorrere un periodo a Cosenza. Cosenza Cultura è un'opera aperta che potrà arricchirsi nel tempo di nuovi protagonisti, espressione della dinamicità culturale della città Abruzia. A Vibo adesso per le giornate del FAI.
Il borgo medievale, tra palazzi gentilisi ed i suoi giardini, tra chiese e le sue cripte, e poi la mostra dei pittori vibonesi lungo la scalinata della Ceresarella, è stato protagonista della giornata FAI d'autunno a Vibo Valentia. Tanti i visitatori nei luoghi aperti per l'occasione, sotto la guida dei ciceroni, ovvero gli studenti del Liceo Classico Morelli e del Liceo Capialbi, che hanno accompagnato descrivendo la storia ed i beni custoditi a Palazzo Murmura, all'Istituto Maria Immacolata, alla chiesa di San Michele con la cripta, la chiesa di San Tomobono raramente aperta, la chiesetta della Madonna dei Poveri al fianco della storica porta del Conte d'Apice, la chiesa del Carmine. La giornata è splendida e quindi ci ha voluto il tempo anche accompagnare in questa giornata, in questa manifestazione, evento nazionale del FAI affidato ai nostri giovani, quindi anche qui a Vibo questo splendido percorso affidato al gruppo giovani di Vibo, affiancato naturalmente da una delegazione che ormai svolge un'attività da tanto tempo in questo territorio. La Calabria è in festa oggi insieme al FAI, ci sono altre manifestazioni in corso, Fuscaldo, a Cortale e a Rocca Bernarda, quindi giovani del FAI molto attivi, saranno loro il futuro del FAI, anche del FAI calabrese, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro che i nostri giovani stanno facendo in questo momento. E il FAI ancora una volta offre l'occasione per conoscere luoghi non sempre da tutti conosciuti. Beh, devo dire sono letteralmente affascinata da questo luogo, dal Palazzo Murmura, dall'ospitalità della famiglia Murmura, che mi sento veramente a nome del FAI di ringraziare per averci accolto e aperto le sue stanze, anche le più riservate. E quindi sì, insomma, col FAI si scoprono cose non solite, inconsuete. L'invito di oggi è soprattutto quello di guardare alle nostre città, e così un palazzo come questo, che fa parte della storia della nostra della città di Vibo, a guardarli con occhi curiosi, con occhi inconsueti, proprio per soffermarci su quelle cose su cui di solito non abbiamo anche il tempo di farlo. Un invito da parte dei giovani, credo che questo sia particolarmente significativo. I giovani del FAI hanno una sensibilità particolare, quindi è importante anche per tramandare, insomma, alle generazioni future quelle che dovrà essere la nostra storia. Si è conclusa ad Aprigliano la seconda edizione delle giornate pantiane. Aprigliano, uno dei comuni più estesi della Sila Cosentina, ha celebrato con 2 intense giornate uno dei suoi figli più illustri, Duonnu Pantu. Ritengo che siano messaggi e veicoli culturali importanti proprio per elevare, lo dicevo anche l'anno scorso, il nostro livello generale, anche civico soprattutto, ma anche se consideriamo un paesino della Presila, molto vicino a Cosenza, ha un cenacolo letterario. Questo lo è stato nel passato. Io ritengo che possa essere continuato nel presente, e attraverso queste iniziative l'ascolto di temi di letteratura, di poesia, temi storici elevano il modo di pensare, e quindi un pensiero più compiuto, più rivolto veramente alla comprensione dei problemi più globali che sono dei nostri tempi. Tante le iniziative messe in campo grazie all'efficace sinergia tra la Proloco e l'amministrazione comunale, che per la seconda edizione delle giornate pantiane hanno voluto proseguire il percorso artistico-culturale intrapreso lo scorso anno. Dopo il convegno di studi che, nell'approfondire la figura di Carlo Cosentino, ha esplorato l'antica lingua del cenacolo apriglianese del Seicento, una singolare gara tra le diverse frazioni ha proposto la cucina storica pantiana. Ad esaltare la lingua apriglianese c'è stata anche una pièce teatrale dal titolo Fortissimamente Volli, a cura de La Mala Compagnia Teatro Duonnu Pantu. Le 2 giornate sono state concluse da Otello Profazio, ospite d'onore della cerimonia di premiazione del secondo concorso letterario di poesia e drammaturgia Duonnu Pantu. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio, continua l'ascesa del Rende, il pari a Bisceglie premia i biancorossi, la Regina ritrova Bianchimano e il successo, il Catanzaro invece di Dionigio perde all'esordio, il Cosenza riposa e inizia una settimana decisiva per il rilancio.
Per settimane, a Genova e Maurizi, ha atteso il rientro di Bianchimano e guarda caso è stato proprio l'attaccante Scuola Milan a spianare la strada verso il successo con l'Andria. 3 punti d'oro dopo 2 sconfitte per gli Amaranto, non brillanti nel primo tempo, in cui hanno sofferto l'iniziativa della formazione pugliese, aggressiva ma imprecisa sotto porta. Il vantaggio era arrivato a fine frazione, ha cambiato il corso della gara, permettendo ai padroni di casa di giocare con maggiore serenità nella ripresa, rispondendo agli attacchi ospiti in velocità e sfiorando più volte il raddoppio. Concretizzato nel finale grazie alla rete di Di Filippo, Regina quota 12 in classifica. Abbiamo bisogno di serenità, serenità, serenità. Il nervosismo è data comunque quando uno sbaglia 1 o 2 passaggi, 2 passaggi semplici, rinvii semplici, in tempi di pressione, marcature, si innervosisce. E questo fa parte del gioco, ma i ragazzi stanno dando veramente tantissimo, tantissimo. Forse io ho chiesto molto di più di quello che dovevo chiedere, però va bene così. Un punto sotto c'è il Rende che dopo il successo contro il Catanzaro conquista un pari pesante sul campo dell'altra matricola, il Bisceglie. Gara equilibrata caratterizzata dal maggiore possesso palla ai padroni di casa e dalle pericolose ripartenze dei biancorossi, spesso pungenti con Bivacqua, Franco e sul finire del primo tempo con Blase, a pochi passi dalla porta di Crispino. Nella ripresa delle emozioni più forti, il rigore concesso al Bisceglie per un tocco di mano di Blase e la gran parata di Forte sul tentativo di trasformazione di Jovanovic. L'estremo difensore biancorosso è stato decisivo anche in altre 2 occasioni. Poi la partita è tornata sui binari precedenti con il Rende capace di sfiorare ancora il vantaggio e con il risultato in bilico fino all'ultimo secondo. Da Erra a Dionigi il risultato non cambia, il Catanzaro perde in casa con il Matera al termine di una prestazione poco convincente. Il nuovo tecnico, con pochi giorni a disposizione per infondere ai giallorossi il suo credo, non è riuscito a evitare la sconfitta contro una formazione non trascendentale ma ben organizzata e con il morale alle stelle per la serie positiva inanellata nelle ultime settimane. Padroni di casa poco reattivi in occasione del gol del vantaggio lucano, firmato dal solito Casoli. Non incisiva la reazione giallorossa, se non dopo l'espulsione di Scognamillo che ha messo in difficoltà il Matera. L'assalto finale del Catanzaro però non è bastato a raddrizzare una gara definitivamente compromessa con il grave errore commesso dalla retroguardia giallorossa in occasione del raddoppio di Battista. Noi siamo stati dei polli perché abbiamo rovinato tutto quello che di buono abbiamo fatto in solo 4 giorni. Io penso che il Catanzaro oggi ha fatto un grande primo tempo, dove abbiamo costretto il Matera, che è una squadra che ha messo sotto tutti solamente a giocare di ripartenza. Io cerco di fare sempre un'analisi di quello che è stata la partita al di là del risultato. Gli andavamo a aggredire alti, non riuscivano mai a uscire, e vedere il Matera anche snaturarsi passando a un 4-4-2, che non è, diciamo, evidentemente qualcosa di buono avevamo fatto. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Insiste una fase di tempo stabile piuttosto caldo per la stagione. Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale avvolge buona parte dell'Europa centro-meridionale. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la nostra regione. Domani cielo sereno poco nuvoloso, con tendenza a parziali annuvolamenti di tipo stratificato, sotto forma di velature che potrebbero solcare i cieli del settore centro-settentrionale della regione. Temperatura pressoché stazionaria. Passiamo ai mari e venti. Domani mari calmi ovunque, con ventilazione assente o debole di direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci a domani. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.